Venezia, luglio del 1755. Un uomo di 30 anni viene arrestato senza un processo pubblico. Non è un nobile, non è un criminale comune, non è un oppositore politico, ma per la Repubblica di Venezia rappresenta un problema. Il suo nome è Giacomo Casanova. Casanova nasce a Venezia il 2 aprile 1725, in Calle delle Muneghe, nella parrocchia di San Samuele, nel sestiere di San Marco. I genitori, tali Gaetano Casanova e Zanetta Farussi, sono attori, quindi non appartengono all'aristocrazia, ma la conoscono fin troppo bene, dal momento che il teatro era un mondo che si reggeva soprattutto sulle protezioni delle famiglie più potenti. Il padre muore quando Giacomo è ancora bambino. La madre è spesso assente, impegnata in tournée teatrali in Europa. La sua infanzia è affidata in gran parte alla nonna Marzia Badilsera ed è segnata da malattie frequenti e da una crescita irregolare. La paternità di Giacomo è stata, già dalla sua primissima infanzia, segnata da voci e pettegolezzi. Sembra infatti che il vero padre fosse Michele Grimani, un patrizio veneziano nonché membro di una delle famiglie più potenti della Repubblica e proprietario di alcuni dei teatri più famosi in città, attorno ai quali gravitava la famiglia di Giacomo. Non esistono prove, ma la voce è abbastanza credibile da accompagnarlo per tutta la vita. Nel 1734, a 9 anni, viene mandato a Padova per studiare e lì dimostra un'intelligenza precoce, a tratti superiore alla media, tanto che nel 1742, a soli 17 anni, si laurea in diritto. A questo punto la vita sembra offrirgli tutto su un piatto d'argento, ma Casanova è eternamente insoddisfatto. Tra il 1742 e il 45 tenta diverse strade: la carriera ecclesiastica, quella legale, l'insegnamento, ma le abbandona tutte. Non per incapacità, ma per incompatibilità con le istituzioni che richiedono disciplina, anonimato e subordinazione. A 20 anni rientra stabilmente a Venezia e qui, per casualità, soccorre il nobiluomo Alvise Bragadin, senatore della Repubblica. Casanova riesce a convincerlo di avergli salvato la vita. L'anziano diventa suo protettore. Gli fornisce denaro, alloggio e accesso ai salotti aristocratici. Per circa 10 anni Casanova vive in una posizione anomala. Non è nobile, ma frequenta i nobili. Non ha incarichi ufficiali, ma gode di protezione politica. Questa protezione gli permette di entrare in contatto con ambienti interessati all'occultismo e alla cabala, pratiche che nella Venezia del tempo sono tollerate solo entro limiti precisi. Parallelamente si sviluppano relazioni sentimentali documentate, spesso durature. L'immagine del seduttore seriale, però, è in gran parte una costruzione successiva, opera di Casanova stesso. Nel luglio del 1755 la situazione precipita. Casanova viene arrestato dagli inquisitori di Stato. Le accuse non sono rese pubbliche, si parla di condotta immorale, frequentazioni sospette, comportamento ritenuto socialmente destabilizzante. Viene rinchiuso nei Piombi, il carcere situato sotto il tetto di Palazzo Ducale. Il 31 ottobre 1756 Casanova, con un altro detenuto, frate Balbi, evade. La fuga è reale, il modo in cui ci sia riuscito però suscita ancora perplessità. Ma è anche l'episodio più discusso della sua vita. Tutti i dettagli spettacolari, il buco nel soffitto, le guardie ingannate, provengono esclusivamente dalle sue memorie. Più che una fuga, sembra l'uscita di scena di un individuo che la Repubblica preferisce avere lontano. Da quel momento inizia la sua leggenda. Non è più solo un uomo fuggito di prigione, è l'uomo che è riuscito a scappare da un sistema carcerario considerato infallibile. Da lì inizia un lungo periodo di spostamenti. Per 3 anni girovaga tra Parigi, Bruxelles e la Germania, dove incontra Voltaire, Federico II di Prussia, Caterina II di Russia. Nel 1774 ottiene il permesso di rientrare a Venezia. Cosa strana se si pensa che era ancora considerato un fuggitivo. Accetta di collaborare come informatore per gli inquisitori di Stato,
ma nel 1782, a seguito di nuovi contrasti e di una crescente ostilità nei suoi confronti, è costretto a lasciare nuovamente la città. Nel 1785, all'età di 60 anni, ottiene l'incarico di bibliotecario presso il castello di Dux, in Boemia, al servizio del conte von Waldstein. La posizione gli garantisce stabilità economica, ma anche isolamento. I rapporti con il personale del castello sono difficili e Casanova è spesso oggetto di derisione. Sarà stato forse per sfuggire a questa realtà che a partire dal 1789 inizia la stesura di Histoire de ma vie. La scrittura diventa per lui un'attività quotidiana e sistematica. Le memorie quindi non sono da considerare un falso, ma un mito costruito a tavolino dal suo stesso autore. Casanova muore a Dux nel 1798, un anno dopo la caduta della Serenissima, e proprio come Venezia ha sempre camminato sul confine tra realtà e leggenda, tra ciò che era e ciò che voleva essere ricordato, poco incline alle novità e con uno sguardo nostalgico sempre rivolto al passato. La storia ha provato a ignorarlo, lui ha costruito la leggenda. Ti è piaciuto questo video? Non dimenticarti di lasciare un like e comincia a seguire la pagina.